prossimo si chiama Notturno con sogno. Ho scritto moltissimi notturni e in questo ho cercato, io mi sono interessato anche non solo di questi tabù, perché fare le cose consonanti o che sembrano appartenere a un'altra epoca è uno dei tabù della modernità. Anzi, vi invito il 18 dicembre, ci sarà qua un convegno e parlerò ancora dei tabù in musica. Sono occupato anche di allusione, come rendere l'idea, per esempio in questo pezzo, che durante il sonno, avete presente come sono i sogni, in cui le cose sembrano avere una logica, poi la perdono, eccetera, improvvisamente appaia un sogno. E poi di solito ci si sveglia proprio sul più bello, no? È un pezzo, quello di prima era del 73, forse, e questo è senza data. Moltissimi di questi lavori sono senza data perché li scrivevo per me come studio personale, non avrei mai pensato che sarebbero stati presentati un giorno in pubblico, per cui molti sono dei fogli che non hanno data.